Abbiamo un impianto fotovoltaico da 700 kW e porteremo un po' la struttura quasi a 2 MW di energia fotovoltaica. È uno degli impianti fotovoltaici più potenti della città di Treviso. Sopra la copertura del mercato ortofrutticolo dell'Estiore è solo una delle realizzazioni compiute per rinnovare la storica area mercatale di frutta e verdura che fornisce il nord-est del Veneto. Da qui partono i furgoni di ortofrutta per le Dolomiti e Cortina, ma anche ad est da Lignano a Chioggia, in uno scacchiere veneto che il mercato di Treviso divide con Padova e quello di Verona. È il terzo polo regionale che ora, grazie ai fondi del PNRR, ha in cantiere per quest'anno l'avvio di altri cantieri. Guardiamo positivo per il 2025, soprattutto anche in ottica di quelli che saranno gli investimenti che faremo qui al mercato, quindi si guarderà avanti, guardiamo avanti in termini di offrire una struttura che sia sempre più adatta ai tempi in cui viviamo, quindi con una logistica sempre più efficiente. La rivoluzione prevede 2 nuove aree frigorifero dove oggi ci sono una palazzina in disuso e una pensilina per lo scarico delle merci, ma anche la costruzione di una sala riunioni dove per molti anni ci sono state le stanze d'albergo dei camionisti. Poi è in previsione la realizzazione di una struttura per la trasformazione dei prodotti orticoli invenduti in quarta gamma, ovvero verdura fresca imbustata e pronta all'uso. E quello che non andrà venduto o trasformato verrà consegnato al Banco Alimentare Nazionale, come ha confermato la visita del segretario generale della Fondazione qualche giorno fa alla struttura trevigiana. L'incontro che ho avuto durante il G7 a Siracusa mi ha permesso di conoscere il Presidente e abbiamo cominciato a immaginare come poter far sì che anche il mercato di Treviso diventasse un punto vivo sia nella lotta allo spreco alimentare, ma anche proprio con quelle attenzioni verso il sociale, verso l'ambiente, dove tutti possono essere protagonisti, dagli operatori del mercato alle associazioni non profit, ma anche tutti i cittadini.